E buona a tutti, visti voi, te novella de oie, di 6 del su mese di maio 2026, che abbiamo brincato su mese, quindi non che lo mancamo la bella bella importante scrivere in salute, purtroppo io per intero di Annibale, di spiegheremo dell'umano, veramente ne siamo strassi. Bene, andiamo da innantesi e parliamo su della solita scorrere, insomma, vediamo come si cosetta saida e tutta questa bella scorrere qui, questa scala e diamo su donzi vie, tancamo un po' questa videata principale, e noi e coliamo su a questa videata normale. Ecco qua, e come stiamo vedendo, come si presenta saida oggi in questa nube spaventosa, ci sono però dire vento, vento e fritto, insomma, un po' verano, per un po' più di fritto, un po' di normale, ma vi potete pure stare, perché la famiglia uno fa con il vento che si intende più nascomoda e sul balcone dei nocche di via Sardegna, numero 11. Bene, questa è come si presenta a Savia, questa è una fotografia un po' più larga, in campo Pollardo e come guardando su Taravallo, sole preno, tutto a vie, fino a Sassette, da Sassette in poi è stato un po' più poi scocculato, poi e via del Zappa. Vediamo domenica, non scambia da domenica ha cocculato belle che potuto da dire, insomma, ecco, e quindi però Abba non è presente, insomma, ecco, un po' più Truso di Iscurosa. Cominciamo subito con un toccamento, ecco, lo scadere del San Mossato, gli iscritti scriversi intero, partiamo le norma verso mezzodì e mezzo, causa appunto il fatto che il verso intero fa sonore a Annibale, a partire verso già 2 e mezza, già 3, insomma, quindi già voi est verso la 2 e mezza, 2 e mezza a sa corte su miracoli, dove va a essere cerimonia, sempre della benedizione, chi di TV per dare in diretta, ma poi scusate, anche scusate ieri non dovrà poi dare la diretta della fiaccolata, ma i poveranni là sul convegno di Asproni e poi vabbè, insomma, battato il problema, si sono portato in medico e non è stato possibile appena la sannosata. Bene, però Mananato chi abiti Ottavio Niedu che deve stare registrato immagini e prima o poi lasciate andare e lasciamo a vedere in tutto canto, insomma, ecco. Bene, andiamo a lugar da innantesi e facciamo di un evento che veste il Lugola, che veste è già aumento del Sumonte, un film in sardo di Domenico Ruio, eh, e che è stato proiettato oggi, no, oggi, Biblioteca Comunale, 16 maggio 2026, ore 19, via della Repubblica, Lula, quindi non manchetta, già chi non ha capito occasione di lui dei rimbizi, Anne toglie all'Ugula chi questa proiezione a Sassette della Biblioteca Comunale. Con qualche macchina adesso che elesi si è stato in un convegno sul Giorgio Asproni che Zicchi pure questo manzano, ma non di giornata appunto dove nella Senterro, però ora parte manna adesso un convegno elesi là pure trasmessa tutto quanto in diretta e registrata, quindi è stato assolamento, ho fatto sono guide, sono registrato, restano in aumento e restano documento, lo sempre, insomma, intanto infatti bisogna di Mannanne di andare a registrare evento, vabbè, qualcuno invece ha visto che anche in maniera che non succeda, e vabbè, pazienza, insomma, un dottore come Tassullo che non mi ha ordinato niente, quindi Carnesta Gravischi, che vi hanno volentieri e in buon coro, insomma. Ecco, poi volevo dare il toccamento del Salvoloso, oie, no, no, oie, Crasa, scusate, comincia il Salvoloso, adesso l'elicottero, poi
caratterizzazione geofisica del suo territorio, in un deve andare su Einstein Telescope, e da che 7 del 8 maggio cominciano, ecco, bisogna che due strisce, una in biaitino e una in rosa, e queste sono 6 strisce scanafachere, giù del che 7 e giù del che 8. Partono da essa 7 a San 9, e poi da essa vecchia a Mesudie, poi da essa 1 a Sastrese. Le operazioni di volo sono pianificate sulla base delle previsioni meteorologiche aggiornate e sulle esigenze operative dei piloti. Tuttavia, le effettive traiettorie di volo e gli orari possono subire cambiamenti anche all'ultimo minuto in seguito alla variazione delle condizioni ambientali e logistiche. E sicuramente qualche variazione va a essere in questo momento che pescomo, se non sei dove casa a deve variare tempo. Bene, andiamo lasciate lo stoccamento, te pilora, questo bagalo il tempo, adesso 14 le lampade, 2026, organizzata a Chimuso, e batto il tour speciale, animali fantastici, e dove trovarli per i più piccoli. Questa è una cosa veramente bella, complimenti a Chimuso. Abbiamo sul torneo a Polpettito come informazione si è saldata su Gallo Custa, la categoria sono Gallo Custa da 31 maggio 2026, Pulcini i primi calci, 2 giugno 2026, esordienti e piccoli amici. Torneo di calcio giovanile Polisportiva Vitese, sesta edizione, stadio Pedro Burrai, via Firenze B. Poi sì che c'è sul convegno di Asproni, oggi purtroppo non vi posso dare in diretta, non tutto si può fare, ho saputo su fortuna, già su conto sapere da Sava, e quindi non sperdimo l'intervento di Nico Pau ed è Roberto Ibba e Maria Rita Longhitano. Vabbè, pazienza, insomma, non vi posso anche nulla. Poi perché poi intervengono Maddalena Brunetti a Saldecche e quarto, Mauro Pala e Alessandra Usai, regista. Bene, insomma, pazienza, non posso trasmettere questo manzano puro. Andiamo a Sanno Sarta, oggi di Zeicchi, no, scusate, Zeicchi, arrivo del Scandinesi, quindi domenica alle 7, poi battaglia sesta, adesso hanno Sarta. Dunque, lo Scandinesi sono arrivare ma verso da 7 a Sanno Sarta, insomma, parti a Sastrese, 2 ore e mezza da Strese, devono arrivare verso a 7, 7 e mezza, quindi non siamo che impostare in Iecuro, però arrivo adesso Scandinesi. Bene, andiamo da innanzi e coliamo sul giornale, se la segna stampa, come stiamo in prima pagina dell'Unione Sarda, Stato, Regione e scontro continuo, 14 leggi impugnate, Comandini, serve un tavolo di confronto. Ah sì, Comandini. Allora, schia che nulla che non comanda a nulla, Comandini. Stato e Regione, scontro continuo, quello sul reddito di studio è l'ultimo atto. La legge approvata via Roma a marzo è stata impugnata dal governo. È la 14ª volta che accade. Il Presidente del Consiglio regionale Comandini chiede un tavolo di confronto. Partiti divisi, Giagoni in Lega, si rispettino le regole. L'AI del PD e Mandas M5 Stelle, flop del governo. Ecco qua, naturalmente, da Epala in corso e da corso in pala. Aurelia, cronaca, la banda sarda dei portavalori. Aurelia, chieste 11 condanne. Aurelia è solo che non va fatto l'assalto. L'assalto armato ai portavalori sull'Aurelia per la presunta banda sarda, la procura di Livorno chiede 11 condanne per un totale di 147 anni
ed una soluzione. Il colpo, 28 marzo 2025, chiuso la frase ormai famosa: Aio, tutti ci siamo? Beh, certo, dobbiamo declinare diversamente. Ci siamo tutti e nessuno è stato salvo. L'intervista ad Arianna Meloni a Cagliari, ma che se ne fotte. Stagione di ripresa dell'Italia, Fratelli d'Italia e il centrodestra in salute. Non l'auguriamo a nessuno. Bene, 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 bene. Poi vamo sull'evento da giovedì 4 giorni di regate. America's Cup, Cagliari, la grande vetrina, veramente bella, così adesso a pianare alla idere, che pure a largo, però non la baitiamo in televisione, non la baitiamo. Sanità, nuovo pasticcio, questo è Franco Meloni che è già stato, che non era esponente, responsabile, questa questione sanitaria, sono ormai entrati nell'uso quotidiano della struttura assistenziale cosiddetta PDTA, acronico di percorso diagnostico terapeutico assistenziale. In poche parole, per ogni patologia viene individuata una serie di azioni diagnostiche e terapeutiche che definiscono le procedure ideali da seguire. Ciò vale naturalmente ai fini clinici sia a quelli medico-legali. Il sanitario che segue correttamente il PDTA è relativamente sicuro di aver fatto il meglio per il paziente, allo stesso tempo di essere al riparo da conseguenze giudiziarie se qualcosa va storto. E comunque poi magari lo vediamo, che devi andare a Franco Meloni dopo questa questione pasticcio. Bene, 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 andiamo da innantisi. E fai damo con il giornale, prima pagina della Nuova Sardegna, blindati, cioè la questione del soprassalto, chiesti 147 anni. Per il PM gli 11 imputati, tutti sardi, hanno assaltato un portavalori. L'azione militare del comando nel 2025 in provincia di Livorno. America's Cup, America's Cup, non si comprende mai, gli occhi del mondo sulla Sardegna. Poi abbiamo il tradito dai giocatori ma tormentato in Serie A1. Il presidente della Dinamo Sardara attacca, tradito dai giocatori, ma torneremo in Serie A1, scusate, no? Il presidente della Dinamo Sardara attacca Sardara, tocca di ridare la medaglia poi al Monteggio la Dinamo. Con tutto questo tempo il presidente del club bianco-blu Stefano Sardana è perentorio. La Dinamo va in A2 a testa alta, ma subito randella. Mi sento tradito soprattutto dal capitano Radano Thomas. Il presidente è un fiume in piena. Torneremo in Serie A. Siamo la società che ha avuto di più dopo Milano. Ma questo è vero, La visione del principe ha creato il principe all'interno Saga Khan, ha creato la Costa Smeralda. Intervista all'architetto Busiri Vici, è uno dei creatori della Costa Smeralda, Giancarlo Busiri Vici, 93 anni, è uno degli architetti a cui si affidò l'Aga Khan per costruire lo stile della Costa Smeralda. Lui racconta quegli anni fatti di creatività e di quel timore quasi reverenziale davanti alla bellezza di quella natura selvaggia. Ha travagliato bene ad Antonio Simo Mossa, va travagliato poi veste l'inserto, speciale cavalcata, l'evento, i gruppi, gli appuntamenti. Chi è stato questa cosa da cavalcata
progetti. Si è insediato il nuovo direttore del Parco regionale di Tepilora, Alessandro Carta. No. Avevo sbagliato tutto, Alessandro Caria e no che l'hanno posto Alessandro Carta, ma Alessandro Carta, lo giornale scuro, carne scrivere, ha preso le consegne dalla direttrice uscente Marianna Mossa, con l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'area protetta come strumento concreto di crescita per le comunità locali e laboratorio permanente di innovazione territoriale. Il Parco Naturale della Regione di Tepilora e la riserva della biosfera MAB, UNESCO di Tepilora, Rio Posala e così via, Montalbo, rappresenta oggi in Sardegna una delle esperienze più significative di equilibrio tra tutela ambientale, identità territoriale e sviluppo sostenibile, ha spiegato il nuovo direttore che sostituisce Mossa, passata a coordinare le attività del Parco del Molentargius. Un passaggio di consegne seguito da una selezione pubblica che ha portato all'individuazione, ecco qua, di Caria, meno male le schiene bene, nonché successivamente formalizzata dal presidente del parco Martino Sanna. Una fitta agenda di progetti da concludere e consolidare, da programmare e sviluppare, che accompagneranno il nuovo percorso per i prossimi 5 anni. L'obiettivo, prosegue il direttore, è costruire un modello capace di generare opportunità socio-economiche diffuse, valorizzando le risorse ambientali, culturali e produttive del territorio attraverso una visione integrata e di lungo periodo. Il parco deve diventare sempre più un luogo in cui tutela e sviluppo dialogano, creano valore per chi vive, lavora ed investe nelle aree interne. Tale priorità programmatica va la trasformazione del parco in hub territoriale di progettazione, cooperazione ed estrazione di risorse per accompagnare comuni, imprese e associazioni nella costruzione di progetti innovativi e sostenibilità. Sarà importante rafforzare la capacità del territorio verso programmi e bandi regionali, nazionali ed europei, con rete e partenariati stabili con università, centri di ricerca, istituzioni ed altri territori. Queste su Chinarata, Alessandro Caria, che incompetenza, abbia in questa sparaula. Bene, andiamo da innanzi e vediamo Posada domani il raduno di auto d'epoca. Questo pure è un bel evento. Dalle 9 esposizioni e tour panoramici dedicati alla figura di Giacomo Casu. Il Goli, oggetti vintage, torna il mercatino, cioè nel Goli mercatini non vedono esposizione di roba vecchia, torna in baronia, uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del vintage e dell'antiquariato, sabato 23 a partire dalle 10 nella zona di San Giuseppe si terrà il tradizionale mercatino dell'antiquariato con esposizione di pezzi d'epoca, oggetti da collezione, diversi, inediti e curiosità vintage. Bene, vintage. Vintage. Provincia, scoppia la polemica, Lasproni è invaso da rifiuti. La minoranza, la storica sede di Viandante, è pericolosa. Fino a che vada un montone di arca ci sono acquisti. Allora, Itenarata, Bastianella Buffoni, consigliera comunale di minoranza del gruppo Siamo Nuoro, componente della Commissione Cultura Incalza, della Commissione Cultura Incalza, Nanne, non possiamo rassegnarci a vedere uno degli edifici più belli di Nuoro trasformarsi in emblema di immobilismo amministrativo, simbolo delle promesse non mantenute di chi amministra il bene pubblico. Non è soltanto una questione edilizia,
è prima di tutto una questione etica, perché una città che ambisce a rappresentare la cultura italiana non può tollerare che uno dei suoi edifici storici più significativi resti per anni sottratto alla collettività. La risposta del Presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini e della consigliera provinciale con delega all'istruzione Lisetta Bidoni arriva per fare il punto della situazione. Su richiesta della provincia la regione ha stanziato ulteriori 30.000 euro destinati agli spazi esterni del liceo, spiegano. Finora queste risorse non potevano essere utilizzate perché i due interventi non potevano sovrapporsi. Ora, con il cantiere principale che riguarda gli spazi interni in chiusura, questo cantiere, sarà possibile procedere anche con questa ulteriore fase di riqualificazione. Per quanto riguarda la fruizione della struttura, la provincia è impegnata nella fase conclusiva legata alle certificazioni e agli ultimi adempimenti tecnici necessari per la riconsegna dell'edificio. Quello della Sproni è stato un intervento particolarmente delicato e complesso, aggiungono Giuseppe Ciccolini e Lisetta Bidoni, perché si è operato all'interno di una struttura storica sottoposta a numerosi vincoli specifici. Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse ulteriori criticità e difficoltà che hanno inevitabilmente rallentato il procedimento, ma oggi possiamo dire di essere davvero alle battute finali. Ecco qua, quindi botta e risposta. Andiamo da innanzi e facciamo le altre dighe, ostaggio della burocrazia. A Banoa si dice pronta alla soluzione immediata. I sindaci del territorio fate in fretta. Il pasticcio su una cabina elettrica che blocca appunto l'interconnessione o l'AIGO, lo sai. E a Banoa a quanto pare che danno interventi. Siniscola, tributi locali, rottamazione avviata, vabbè, è una legge statale. Un regolamento studiato, scritto e approvato nel giro di poche settimane porta Siniscola tra i primi comuni italiani ad aver attivato la rottamazione quinques dei tributi locali. La misura varata dal Consiglio Comunale col scorso 29 aprile consentirà a cittadini e imprese di regolarizzare le proprie posizioni pagando soltanto la quota capitale, gli oneri di riscossione e le spese di notifica, con cancellazione totale di sanzioni e interessi maturati nel tempo. E quindi toccata che la cana tutti lo scomune stanno questa che l'ha fatta Siniscola, evidentemente è una cosa obbligatoria pure possa usare. Lo scontro è infinito tra Stato e Regione, comandini, istituire un tavolo per chiarire una volta per tutte le competenze, e cioè nessuna competenza di Stato, parecchi nelle degai principali, provvedimenti impugnati, leggi regionali impugnate dal governo su 75 varate nel corso del mese, 14 sono state impugnate, legislatura 18,6%. Allora, impugnate sono aree idonee per la produzione di energia rinnovabile, disposizioni sui medici di base, assestamento di bilancio 2025-2027, disposizione di fine vita, reddito di studio, impugnata da essi stati. Allora, contestazioni Silvio Lai, segretario del PD Sardo, va invece all'attacco del governo. 14 impugnazioni in una legislatura non sono più un incidente tecnico, ma un segnale politico preciso. Accusa. Sul reddito di studio colpisce che il governo scelga di contrastare una legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale e per contrastare la dispersione scolastica e le diseguaglianze. Da componente della Commissione Bilancio invece resto in attesa con grande curiosità delle motivazioni relative alla presunta violazione dell'articolo 81 della Costituzione e della presunta irragionevole
consapevolezza della copertura. E va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Decisioni, allora Maccaglia, va bene. Poi non li studiamo bene, che adesso il problema sa non legittimità. Andiamo da innanzi e facciamolo. Della grande vela sbarca a Cagliari, Fedda Susinnico, città pronta. Non solo regate nel programma, concerti e cultura sarda in evidenza. E persino che Piero Marras fu in prima posizione, evidentemente Piero a essere mie a fare onore appunto a questo bell'evento, che non è una cosa del Pacu Conto o sa terra nostra. Da Santeria a Sosicu, da via Roma alla manifattura, saranno 10 gli spazi aperti in città, un grande villaggio in via Roma aperto a tutti dalla mattina alla sera per vivere a contatto con i protagonisti delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton America Cup, un grande palco al bastione di San Remi dove ogni sera si svolgeranno eventi, concerti e spettacoli con la cultura della Sardegna protagonista, vedi concerti di Gavino Murgia, Piero Marras, solo per citarne alcuni. Quindi l'area del Lazaretto sul lungomare, Sant'Elia, appena tirata a lucido dall'amministrazione comunale dopo danni causati dal ciclone Henry e così via. Quindi Cagliari si prepara a American Cup. 5 consorzi, 8 barche, regate di flotta nel Golfo e match finale domenica. Quindi una bella cosa, però questa barca pare volare, che io che questo salettone sotto, che le dà una portanza e quindi la barca non tocca manco in abba, vi tocca questo salettone veramente chi ha pensato questa cosa, l'hai studiato, grande ingegneri di questa cosa, appunto l'importanza. Portavalori chiesti 147 anni di carcere, sollecitate 11 condanne e una soluzione per la banda dei sardi in Toscana. La requisitoria del pubblico ministero di Livorno per l'assalto ai blindati sulla Uleria, guidate la risorsa, fosse l'avvocato. Un bottino, giustamente, insomma, non ha che la che ne debba, un bottino milionario sparito nel nulla, in cambio di quasi un secolo e mezzo complessivo di carcere. È la richiesta di condanna avanzata ieri per il comando sardo accusato dell'assalto ai portavalori dell'Aurelia. Davanti al GUP di Livorno, Francesca Mannini, il PM Ezia Mancusi, ha chiesto complessivamente 147 anni e 8 mesi di reclusione per 11 imputati, mentre per uno di loro è stata invocata la soluzione. Al centro del processo, con rito abbreviato, il clamoroso assalto il 28 marzo 2025 a San Vincenzo, nel Livornese, quando un comando entrò in azione sull'Aurelia prendendo di mira 2 furgoni della Battistolli che trasportavano 4,6 milioni di euro. I banditi con un'azione paramilitare portarono via 3 milioni. È sparito, ma avranno da revocare, può fare resistenza. Stupro, parole shock a porta, monta la polemica. Il Museo del Gallasco, Vespa, ci scusiamo. E no, che praticamente stiamo andando da innanzi in questo processo mediatico che veramente poi lasciamo perdere a polesi sbadatamente l'articolo che non mi rifiuto delle leghe. Domus, ecco invece bella scorsa, benvenuti al gran ballo degli ex. Sfida nella sfida tra Gallo e Belotti, il Colitto Simeone, il ritorno di Prati e i sassolini di Adoppo. Insomma, tutta una cosa preparatoria a questa partita che a te scambia, mi pare, no? Allora,
a quanti intrecci tra passato, presente e futuro domani sera in Cagliari, Torino, gara salvezza per rosso-blu. E in che dettagliamo, guarda, una questione che sa pagina cultura semolo, ma un po' meno interessante, lo studio, i documenti della Questura di Cagliari all'Archivio di Stato. Terrorismo ed eversione, le carte delle inchieste. E in che parte un simbolo di brigata Ruia. Allora, storia dell'attività di pubblica sicurezza, prevenzione dell'eversione e contrasto del terrorismo in Sardegna dal secondo dopoguerra agli anni 90 e ora custodita e catalogata con cura nell'Archivio di Stato Cagliaritano. Ci sono voluti 2 anni di lavoro certosino per raccogliere tutta la documentazione delle attività di pulizia in possesso della Questura di Cagliari e ora metterla nel rispetto dei diritti della privacy delle persone finite nell'enorme mole di carte a disposizione degli studiosi e di chiunque voglia conoscere e approfondire questa delicata parte di storia dell'isola. Si tratta di una delle prime donazioni complete da parte di una questura italiana all'Archivio di Stato. Il tema trattato in questi importantissimi documenti sarà al centro del convegno Raccontare il passato al presente, anni di piombo, terrorismo, pubblica sicurezza, in programma martedì 19 e canta scusa 19 alle 10:30 nel Regio Municipio di Cagliari. Interverranno studiosi e gli esperti, dati sensibili. Si tratta di documentazione che riguarda periodi storici difficili per la Sardegna legati alla presenza di realtà come Barbagia Rossa, movimento anarchico sardo, fronte per il contropotere studentesco, alle indagini svolte dalla polizia, a processi e rilievi della scientifica, al materiale raccolto come volantini e manifesti. Alcuni potranno essere visti in occasione del convegno di martedì. Molti, come ha ricordato Enrico Trovo, direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari, non potranno essere letti nel rispetto delle norme sui dati personali. Devono trascorrere più di 50 anni ed in alcuni casi più di 70 prima che dei documenti possano essere consultabili dal pubblico. Anni difficili con l'acquisizione di questa documentazione. L'Archivio di Stato Cagliaritano ha così le carte per ripercorrere 7 secoli di storia della sicurezza in Sardegna. Un lavoro importante e prezioso, ha sottolineato il questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro. In questo modo gli studiosi avranno documenti difficili su una serie di momenti storici delicati per l'isola. Un tema, quello del terrorismo e dell'eversione, di stretta attualità. Conoscere il passato ci consente di analizzare meglio il presente, soprattutto alle nuove generazioni, ha spiegato il dirigente della Digos di Cagliari, Gianluca Andreini. Mi è curioso di andare a questo convegno, ma non si può fare questo. Assalto ai blindati in Toscana, chiesti 147 anni per gli 11 sardi. Pugno duro della PM Mancusi nell'udienza davanti al GUP di Livorno, donde è citata una sola soluzione. A giugno la parola passa ai difensori. Commenti, buona giornata, Nina Carai e Giorgio Lamacchia, buona dia a tutti. Con l'Amazon anche il diesel sopra i 2 euro, il prezzo nell'isola è il più alto d'Italia. Manca lunare, Vinci narrata ogni centesimo in più crea un grave danno aziendale. Garau, il costo finale non viene deciso dai distributori sardi. Non ce la facciamo da soli, la politica ci dia una mano.
gli autotrasportatori, rifornimenti alle stelle e aumenti sulle navi. Quindi sono veramente a bistarmi la safra. Io, tutti qui siamo, la frase come marchio dopo è l'assist per gli inquilini. Una esortazione, dall'esortazione di un bandito, la pista che portava all'isola. Sgominata la banda del nuorese, condannati dopo i colpi tra Torpè e Lodè al bancomat di Oliena e a Prato Sardo. Appena 10 giorni fa si è chiuso il cerchio attorno alla banda degli assalti ai portavalori del nuorese, con gli arresti di Serafino Bianco di Orgoglio, Luigi Masiadioschi, già detenuto nel carcere di Bancale nell'operazione dagli agenti della squadra mobile, eccetera, eccetera, e così via. Insomma, sono annanna dai nantiri, a cantupare tesoro inquirente, non a presse, ma non dimostreranno di arrivare al dunque. Cagliari pronta per l'America's Cup, gli occhi del mondo sull'isola. Presentato il programma della regata preliminare della 38esima Louis Vuitton Cup. I 5 team sono pronti alla competizione. Mare e condizioni meteo perfetti. Il vento corre che caldo. Con Luna Rossa si può sognare le finali ricordando Azzurra dell'Aga Khan, Zedda, narra Zinnico, turismo sportivo di altissimo livello. Le alghe, Cippel sarà il maestrale, la ragna di pesca su maestrale, anche la stirare che ne duspasa e che ne parla la meccanica. Nam regala dai Nantes e il Damon del Costa Smeralda tornano a Sagacane. E diciamo di no, per Busini Vicci racconta come l'Aga Khan puntasse sul rispetto ambientale. A 93 anni l'architetto ricorda gli inizi di quella straordinaria avventura. Ecco, no, che tutto l'architetto chissà Cane, no, che bisogna Giancarlo Businvicci, e il primo a sinistra, a destra suo padre, al centro Saga Khan, con i signori René Pobieschi, tra i fondatori del consorzio Costa Smeralda, e Patrick Business, lui fu tra i primi investitori coinvolti nel progetto. Olbia, la voce a volte si interrompe, si perde tra i frusci della telefonata, ma il ricordo è lucidissimo. E dentro quelle pause, a 93 anni, Giancarlo Busini Vicci conserva ancora intatta la meraviglia del primo incontro con la Gallura. Sembrava che quel territorio implorasse non toccati. Quando arrivò nel nord-est della Sardegna, insieme al padre Michele Busini Vicci, c'erano il granito, il vento, la macchia mediterranea e una natura così potente da incutere quasi timore. Sì, sembrava proprio che quel territorio parlasse, come se avesse paura di essere ferito, cambiato, manomesso. Busini Vicci faceva parte del primo gruppo di architetti chiamati dal principe Karim Aga Khan per dare forma a quella che sarebbe diventata la Costa Smeralda. Con lui, oltre al padre, c'erano Luigi Vietti, Jacques Cuel, Antonio Simon Mossa come telefonato, rimasto coinvolto soltanto nella fase iniziale del progetto. Più tardi arrivarono anche l'urbanista francese Raymond Martinez e Enzo Sata. All'inizio il sogno dell'Aga Khan non doveva nascere in Sardegna, ma in Corsica. A cambiare il destino della Gallura fu l'imprenditore scozzese John Duncan Miller, che convinse il principe a guardare la Sardegna, e quando l'Aga Khan si trovò davanti a quel paesaggio ne rimase folgorato. Era lì che avrebbe realizzato la sua meravigliosa creatura. Vabbè, insomma, il sogno del principe, un libro di Fausto Farinelli. Fate un libro che fa questa cosa. Cagliari oggi alle 17:30 all'hotel Hotel di Cagliari. Giancarlo Busini Vicci si collegherà in streaming per la presentazione del libro Il sogno del principe Aga Khan di Fausto Farinelli, edito dal gruppo editoriale
Parigi. B. A proposito del libro, gli avevo già comprato sul libro eh, eh, Angelina del Ciriaco Ofedu, vabbè, pensai a pubblicare un libro nuovo e poi come sta fuori la prima pagina mi sono abbissato e ecco già lì se mi dispiace insomma però tocca denominare che praticamente questa è una riedizione di NN libro presentato pure in Vizi in biblioteca comunale di Vizi e non ve lo presentare c'è stato Diego Caro e io sto pensando di comprare un libro nuovo chiamato come Angelina da 4 viene a recensione e su Itenovasa ma sul libro però è una riedizione di NN è giusto allunare insomma mi dispiace ma è giusto che si assente lì scattare poi chiaramente è curioso di comprare queste come per esempio di Stella Mea una riedizione di Rachele però metà mezzo rispetto a metà mezzo di Rachele Stella Mea probabilmente Angelina probabilmente è scritto mezzo su NN monopattini Targhini in ritardo obbligo del contrassegno da domani i controlli il Codacon serve una proroga la scritto che cosa tapito una strinta importante posso monopattino che prima scorrata libero dai non si penitenzi accanto come invece battamento limitazione l'obbligo targa assicurazione caschetto eccetera eccetera non potersi la fuori di viglia non poter circolare sul marciapiede non poter circolare su pista ciclabile e arriviamo alla politica internazionale Trump apre a Xi troppo lungo il nome Xi ma è lungo poi Xi Jinping eccetera eccetera no? Non terminato in Q Taiwan non dichiari l'indipendenza prove di disgelo tra USA e Cina a Pechino forse arriva Putin naturalmente a Namuru a fare onore a Xi Jinping chiesta che una epurazione totale di tutti los che sono contro il Partito Comunista Cinese e l'esercito cinese e non solo, ma appena si qualcuno artia sa ocche narra che qualche cosa non anda bene, beh, sa galera a vita e beh, appunto questa persona anziana di 78 anni mi pare che non ha più in mente come sono noi, che stito è l'annata Trump che non ha nessuna intenzione benché locale callutimate però tutto andiamo a vedere questa Cina che è una dittatura commentato su campo Sasatra. Poi di zero tra USA e Cina a Pechino forse arriva Putin. Labur si candida il sindaco Burnham e ammentate buscando dell'idea dell'Inghilterra come ente esempio, sistema maggioritario e quindi noi abbiamo assorbito il Stato italiano, il sistema maggioritario grazie a segni, referendum e così via, poi imitare l'Inghilterra, beh in Inghilterra cambiano primo ministro da 11 mesi, come cambiano quindi che tutte le magnifiche sorti sul popolo, noi ne garantite adesso il sistema maggioritario ma adesso la democrazia. E insomma come questo Burnham è uno che deve dimettere dal sindaco può cercare di entrare sul Parlamento e poi essere primo ministro anche se la gara in Starner Labour Party ha dato il via libera alla candidatura del sindaco di Manchester Burnham per il seggio parlamentare di Macclesfield caso nostre parlamentare non può diventare primo ministro nell'area della grande Manchester se vincerà l'elezione suppletiva prevista a giugno guardate bene, hanno fatto dimettere uno dei esseri però anche il modo di andare a torre a elezione, non è che siete un'operazione del poco conto. Potrà tornare alla Camera dei Comuni e rafforzare le ambizioni di una futura sfida interna al Premier Keir Starmer per la guida del partito del governo britannico. Burman, 56 anni, esponente della corrente moderata di sinistra laburista
molto popolare nell'Inghilterra settentrionale, è stato deputato nel 2001, sottosegretario con Tony Blair e ministro sotto Gordon Brown, e ha fatto parte anche dei governi ombra di Al Miliband Band e Jeremy Corbyn, prima di diventare nel 2017 sindaco di Great Manchester. Bene, cioè hanno separato il collegio prima non mi poteva vincere, poi hanno costretto su chi bitti rappresentare sul collegio elettorale, l'ha nato di dimettere e come in cui c'è una elezione suppletiva la può eleggere. Cioè quindi c'è la macchinazione, non bisogna solo il sistema italiano, ma bisogna in tutte. Trump torna a minacciare Teheran, prove di disgelo tra la Cina e gli USA. 20 maggio potrebbe arrivare a Pechino il leader russo Vladimir Putin, gli sterremo sul tappeto lui, gli sterremo dai no che ai nie. Stallo per la legge elettorale e le nomine, legge elettorale naturalmente ammasettata, secondo di chi è la che chi è comandata, che legge come designata in Chesu e in Sardo in generale, e chi è comandante e fa che una legge elettorale a sua immagine e somiglianza. Bene, che in questo terminiamo, giusto le oie, abbiamo finito, non che 20 minuti adesso intero, studiato di Annibale purtroppo, e abbiamo da fare agli altri onori. E soprattutto che non abbiamo finito, viene da Donatello, il convegno Zuppa del Giorgio Asproni, che è importante, e che intanto l'intervento del certo bisogno piacito de Abero, che ha storia, è stata base dell'onficoltura, e impara da Giorgio Asproni, storia, vina meta, beste vina, storia che ieri a poco noto de esa miniera, la zona de Iglesias, in nome Antonio Maria Sanna, che praticamente Babu del Cresce, Batro Sovana da Chirilon Cogliuata, una King Guerrazzi e un'altra King Giorgino Asproni, e poi è stata la Cundierra a Zupa dessa proprietà della miniera, che poi noi manco sapevamo Sanna Maiti proprietà azionaria, insomma, comunque una storia che non conosciamo bene ed è tua occasione della conoscere. Bene, che in questo terminiamo su Vite Novas de Oie, questa sigla di tancatura, e non davo l'appuntamento a San Tesoro, e non davo l'appuntamento pure a partenza e a San Rino, adesso scadere a San Rino. A mezzo fedele, buona tutto, dai, pezzi più, addio,